Ma che bel mezzogiorno, bentrovati, io compro Siciliano Live degli Chiavetta, ormai siete abituati, ci dividiamo con Cristina in questi appuntamenti, mentre il nostro Nicolò Acquisto è sempre in regia, prontissimo come sempre ad accompagnarci nel corso di questa diretta. Oggi, volete sapere dove andiamo? Andiamo in quel diavola e preparatevi perché anche se a mezzogiorno, insomma, non so se sia proprio l'orario perfetto, ma quando c'è l'altissima qualità il room lo si deve bere a qualunque ora del giorno ed è per questo motivo che ci colleghiamo immediatamente con l'ospite di oggi. Caro Bellia, benvenuto a Un Po' Siciliano Live. Buongiorno anche a voi. Ma quelle sono canne da zucchero? Esatto, infatti ho deciso di farvi conoscere questa realtà, proprio di immergervi anche all'interno di una piccola piantagione che abbiamo qua ad Avola, che è quella che trovate se venite anche visitando il Museo della Mandola di Avola, perché questa è una pianta che, contrariamente a quello che si pensa, ha le proprie origini in Sicilia. Ma Infatti è stato scusate, la portato canna dagli da arabi. zucchero non era in America, non lo so, tutta quella No, storia no, lì che no. ci hanno raccontato, no? Assolutamente no, è al contrario, questa è una pianta che dopo aver chiaramente girato un po' dappertutto, che è arrivata dall'India, gli arabi la conoscono e quando invadono gli arabi sia la Sicilia che la Spagna portano anche la canna da zucchero ed è iniziata nell'800 d.C. la coltivazione di canna da zucchero in Sicilia, quindi 600 anni prima del 1492. Quando Quindi altro che Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, gliel'abbiamo data noi la canna da zucchero a Cristoforo Colombo. Esatto, quindi è stata una delle più importanti attività che si sono svolte in Sicilia dal punto di vista della cosiddetta agroindustria, cioè della trasformazione di un prodotto agricolo in un prodotto che poi è stato venduto in tutta Europa. Consideri che solo a Palermo nel 1400 c'erano più di 30 trappeti di canna da zucchero. Noi ad Avola abbiamo ancora i resti di questo trappeto che era dove si faceva la spremitura del succo da cui poi si ricava lo zucchero. E quindi Ma è era una in storia che. tutta la Sicilia che si piantava, c'erano queste Esatto. piantagioni di cacchi, o solo in alcune zone? No, era distribuita in tutta la Sicilia, Tutta la da Sicilia. Capo d'Orlando fino a Trapani, dicevo Palermo, anche la zona della Sicilia sudorientale. E che ci E facevano anche. nell'Ottocento con la canna da zucchero? Allora, dall'800 d.C. fino al 1600 si è fatto zucchero in tutta la Sicilia. Ok. Poi nel 1600 finisce questa produzione, dicono gli storici, soprattutto per ragioni climatiche, perché è una pianta che ha bisogno di tantissima acqua e a quanto pare nel 1600 c'è stato un periodo anche di difficoltà ad approvvigionarsi di acqua e si è cominciato a non coltivarla, però è rimasta solo ad È una Avola. storia E antica nel che manchi l'acqua in 1600, Sicilia, anche quello. così? No, anche il fatto che ogni tanto manchi l'acqua in Sicilia è una storia molto antica. Appunto, e quindi anche ora siamo in una fase in cui stiamo andando verso anche dei periodi di desertificazione. Chiaramente è una pianta che si adatta bene ai climi tropicali e noi siamo in una fascia che è cosiddetta subtropicale. Come dicevo, ad Avola si è continuato anche dopo il 1600, è stato l'unico comune che ha continuato a produrla nel 1700, nel 1800, venivano anche i viaggiatori del Grand Tour e venivano ad Avola proprio per vedere questa pianta particolare che appunto era rimasta solo qua. E nel 1600, ai primi del 1700, è iniziata la produzione anche del rum e se ne ha testimonianza storica in diversi, diciamo, documenti dell'epoca. La produzione veniva definita in realtà tipo la, eh, tipo le Antille francesi. Ok? Praticamente Che sono è un prodotto che famosissimi è per i loro stato rum. fatto con il succo di canna da zucchero, mentre delle zone di produzione dei rum prendiamo tutta la parte delle, diciamo, Cuba, i Caraibi e anche nelle Filippine si faceva soltanto con la melassa. Ok. E quindi Zucchero. c'era questa differenza. Pronto? Sì, sentiamo, quindi diciamo Pronto? c'era questa differenza.
Approfittiamo di questo momento per vedere anche il video di presentazione del progetto Avola Room e poi ci colleghiamo ancora con Corrado Bellia. Salve, ci troviamo ad Avola, in Sicilia, la terra del nero d'Avola, della mandorla di Avola, dei limoni, ma anche la terra della canna da zucchero. Questa pianta non è una pianta che viene dall'America Latina, ma è stata portata in Sicilia nell'800 d.C. dagli arabi e fino al 1600 è stata una delle attività più importanti, quella della produzione dello zucchero, che veniva chiamato l'oro bianco. In tutta la Sicilia c'erano decine e decine di trappeti, anche ad Avola, e ci sono ancora i resti di questo antico trappeto della canna da zucchero. E fino a tutto il 1600 in tutta la Sicilia si è prodotto. Poi, a causa dei cambiamenti climatici, come dicono gli storici, è sparita nel resto dell'isola, ma è rimasta solo ad Avola, dove dal 700, dal 1800 fino a metà del secolo scorso si è continuato non a produrre zucchero, ma a produrre un rum che i viaggiatori dell'epoca definivano eccellente. Ecco, abbiamo visto in questo video Corrado Bellia all'interno di quello che è il suo habitat e quindi fra queste canne da zucchero raccontarci ancora una volta quello che ci stava dicendo anche poc'anzi nel corso della diretta e quindi svelarci come in realtà questa canna da zucchero è assolutamente siciliana. Oggi però non siamo qui a raccontarvi soltanto la storia, il passato della nostra terra e quindi anche delle coltivazioni e dei prodotti che si realizzavano appunto nel territorio siciliano e che poi questa tradizione si è mantenuta soltanto all'interno di Avola. Siamo qui per dire che in questo presente, traendo spunto da quanto si faceva nei secoli addietro, questa voglia di ripartire, di riprendere in mano questa tradizione antica c'è. Corrado, mi sente? Abbiamo ancora qualche problemino di connessione. Noi abbiamo un altro video e direi che possiamo approfittare di quello, anzi possiamo mandare il nostro spot di Io Compro Siciliano, così vi ricordiamo del nostro marketplace e poi al nostro rientro ripartiamo appunto con un altro video fra poco. Allora, prima del video ci proviamo noi ancora una volta. Corrado, mi sente? Pronto? Mandiamo l'altro video. Potrebbe sembrare di essere ai Caraibi, ma siamo in Sicilia e più precisamente ad Avola, in provincia di Siracusa, dove nasce Avola Rum, il primo rum 100% italiano. L'idea di riaccostare la Sicilia alla produzione di canna da zucchero e soprattutto la città di Avola, che storicamente fu l'ultima ad abbandonare tale produzione nel 1930, dopo un declinio che la vide scomparire da tutta l'isola a metà del 1600, è di Corrado Bellia. Ieri, dopo 16 anni di fermentazione del progetto Avola Rum, correlato da un'accurata ricerca storica e botanica, una platea di esperti ha assistito alla prima presentazione in un incontro in cui si è passati dalla presentazione della piantagione, dei metodi di raccolta e spremitura, alla degustazione del succo di canna spremuto in loco. Questa è un'idea che è nata nella mia testa 16 anni fa, anche perché è stato il momento in cui ho cominciato ad avere conoscenza di quella che era una storia antica che pochi avevano presente. Quindi già 16 anni fa avevo iniziato a contattare la distilleria Giove, a vedere se era possibile riprendere la produzione. Per altri motivi non è stato possibile andare avanti, ma 3 anni fa ho deciso che era arrivato il momento di poter iniziare questo percorso. Ho cominciato con la coltivazione,
ho tentato di dare anche a questo prodotto una, diciamo, un'identità che fosse legata al territorio che storicamente l'avevo prodotto. Sono riuscito anche a caratterizzarlo dal punto di vista della distillazione, avendo tra i migliori distillatori che ci sono in Italia, appunto la distilleria Giove, e adesso siamo arrivati a questo punto, cioè abbiamo ora nelle mani, anche se è un numero limitato di bottiglie, ma che diventa, appunto, come è stato detto, un punto di partenza. Io credo. Eccoci. Eccoci, mi sa che siamo tornati. Io fino a poc'anzi stavo seguendo il video con Corrado Bellia, ma adesso siamo repentinamente tornati in onda mentre stiamo provando a ripristinare il collegamento con Avola, perché dopo essere partiti dalla storia è arrivato il momento di passare al presente e quindi all'attualità, perché come stavamo sentendo in questo video, dobbiamo parlare di Avola Room, dobbiamo parlare di questo progetto e pochissimi giorni fa, il mese scorso, il 21 di maggio per l'esattezza, c'è stata l'inaugurazione ufficiale del progetto che vuole tornare a questo room 100% siciliano. Corrado, siamo tornati. Ah, bene, anche io. Gli inconvenienti della diretta. Può capitare, allora. Anche perché per fare godere ai nostri amici di Io Compro Siciliano Live del panorama di queste canne da zucchero di Avola, può capitare che in esterna la connessione non sia proprio perfetta. Certo. Ma questo room 100% siciliano è pronto? Allora, è stato raccolto a metà marzo la canna e a metà aprile è stato distillato. Ha 2 mesi di riposo perché comincia anche a valorizzare anche quelle che sono le componenti vegetali che sono contenute, essendo puro succo di canna da zucchero, e sarà in distribuzione a fine giugno. Quindi già manca poco. Esatto, ma faremo una prima produzione di 170 bottiglie e sono già messe in prevendita. Chi è interessato può andare sul sito avolarum.it, perché è una notizia che sta sconvolgendo un po' il panorama di tutti coloro i quali conoscono questa produzione del rum, anche perché nessuno sapeva di questa storia siciliana. A completamento di quello che dicevo prima dei video, praticamente la storia ci dice che anche a Madeira, che è un'importante isola conosciuta per i vini, nel 1400 iniziano a produrre la canna da zucchero e indovinate da dove la vengono a prendere? La vengono a prendere in Sicilia. Sì. E quindi in qualche modo quello che diceva, voglio fare un po' una battuta, Goethe, che qua è l'origine di tutto, anche per quanto riguarda il rum c'è anche un'origine siciliana. Aveva ragione anche in questo. Ma quindi la cosa bellissima è che io immagino chi in questo momento avrà avuto così per caso tra le mani in un giornale o leggendo un sito sulla rivista online o su un articolo online, ha detto arriva il primo rum 100% siciliano, e avrà detto guarda, si sono inventati che vogliono fare il rum in Sicilia, chissà che cosa ne viene fuori, io sono fan dei rum che arrivano dalle Antille e bevo solo quelli perché sono di qualità altissima. Invece oggi con Corrado Bellia stiamo raccontando esattamente il contrario. Finalmente si ritorna all'origine, perché prima di tutti gli altri il rum veniva fatto in Sicilia, torniamo a fare quello che i nostri antenati sapevano fare benissimo, e questo significa che stiamo parlando di un prodotto di altissima qualità, non dell'imitazione, ma dell'originale. Ma non solo l'originale, perché come dicevo ci sono rum, il 90% è fatto con la melassa, sono quei rum che utilizzano lo scarto della lavorazione dello zucchero, quindi hanno perso una buona componente anche dal punto di vista diciamo, dell'erbaceo, dello zucchero. Questo è il succo come il rum come si è fatto sempre a livello agricolo, cioè è un prodotto distillato dal succo di canna da zucchero, e qua non c'è assolutamente neanche una goccia di zucchero, perché dovete sapere che tutti quei rum che voi vedete belli ambrati, che hanno quella colorazione che conquista, non è altro che caramello, è il caramello che viene
aggiunto, perché il miglior, al massimo un rum può arrivare, se in botte invecchiato, a un colore giallo-pallino, e invece quei colori che voi vedete sono ottenuti con il caramello e anche con l'aggiunta del zucchero. In effetti ora, proprio a maggio di quest'anno, l'Unione Europea ha anche fatto un provvedimento che limita l'utilizzo di zucchero nel rum, proprio perché non può essere snaturato il prodotto, solo perché la materia prima da cui si parte, cioè la melassa, lo scarto, non ha queste caratteristiche. Qua trovate tutto quello che la canna da zucchero contiene, a cominciare appunto dal succo, che è un altro Non dei so se prodotti sia che sono... non so se sia superficiale il mio commento, ma me la fa rivedere la bottiglia, perché noi stiamo parlando del contenuto, ma anche la bottiglia è bellissima. Commenti? Allora, l'abbiamo chiamato intanto Avola Rum, perché abbiamo voluto riprendere quella che era proprio la storia, l'origine, e abbiamo messo quello che vedete, questo esagono, che è un'antica mappa che è stata utilizzata per la ricostruzione dopo il terremoto del 1693, ed è stata disegnata da un architetto che era un frate gesuita, si chiamava Fra Angelo Italia, e abbiamo proprio inserito questa mappa a testimonianza di quella che è la storia che questo prodotto ha avuto in questa città. Quindi, diciamo, anche la bottiglia dicono che è anche abbastanza bella, e anche la stessa etichetta. Quindi, tra Bella, l'altro è un molto bella, prodotto che molto bella. attualmente è a 52 gradi. 52 gradi? Chiaro, è 52 gradi. Ed è stato valutato non da me, perché chiaramente non posso essere, come dice, Cicero pro domo sua, ma dai migliori esperti del settore come Leonardo Pinto, Graziano, Marco, che sono considerati un po' i fratelli del rum, il Rum Brothers, che sono venuti anche in Sicilia e stanno accompagnando questo progetto un po' in tutta Italia. Sono arrivate richieste anche dal Principato di Monaco, dalla Francia, un po' da tutta Italia ovviamente, perché chi se ne occupa, chi è un appassionato, si rende conto anche di poter avere anche diciamo, un prodotto che non ha in questo momento, diciamo, questa storia che noi gli stiamo riproponendo e che stiamo cercando di dare anche a questa città. Abbiamo anche un paio di foto che riguardano l'Avola Room e quindi le vediamo insieme. Così le possiamo anche commentare. Così abbiamo visto la bottiglia in mano a Corrado Perobellia, però così la possiamo vedere meglio. Quindi Avola Rum, antica tradizione di Sicilia, e sicuramente questo colore così limpido salta all'occhio, ma abbiamo spiegato proprio poc'anzi questa caratteristica. Ricordiamo, soltanto 170 bottiglie, ma ci sarebbe la possibilità nei prossimi anni di tornarla a produrre, tornare a produrne un po' di più, oppure è un evento unico in questa annata? No, questa, come ho detto, è una storia che è iniziata tanti anni fa. Ora, diciamo, è il punto di partenza per poter rilanciare questa produzione. Io ho iniziato con questa piccola produzione che chiaramente si riferisce a uno dei terreni che sto coltivando, ma già a partire dal prossimo mese di luglio andremo a fare un'ulteriore raccolta e ci prepariamo anche per il periodo natalizio. Avremo 500-600 bottiglie che già saranno in commercio. I prossimi anni chiaramente la produzione aumenterà, ma non vogliamo arrivare a numeri particolari, vogliamo mantenere questo carattere artigianale del prodotto, che non può essere messo in competizione con quei marchi che sono chiaramente presenti, ma che producono decine, se non centinaia di migliaia di bottiglie. Noi ci vogliamo Bisogna ripetere in mantenere questo alto caso. lo standard di qualità e di Esatto, esclusività di questo rum perché 100% tutto quello siciliano. che si fa è tutto fatto, diciamo, con manodopera locale, quindi con i costi che chiaramente abbiamo noi e non quelli dei Caraibi, e anche con una serie di accorgimenti. Per esempio stamattina io ero sul terreno e stavano diserbando, togliendo a mano diciamo, le erbe infestanti tra i filari, quindi non usiamo pesticidi, e a breve avremo anche la possibilità di fare la certificazione biologica. Ripeto, è un modo anche per
Mandiamo un paio di messaggi prima di salutarci, era andato Dai, tutto alla fine un po' meglio, ecco qui. Intanto ci seguono pure da New York, quindi salutiamo John Blandi che ci manda un messaggio salutando tutti gli amici di Io Compro Siciliano. E salutiamo Selina Alcalà che diciamo la room non ha niente da inviare ai room francesi e ce lo dice un'esperta come Selina, grazie, ti crediamo assolutamente. Stefania Caccamo dice sì, saluti al signor Bellia, grande imprenditore e cultore delle nostre tradizioni. Quindi noi ringraziamo tutti voi che ci state mandando questi messaggi, come Gaetano Iengo, che salutiamo, insomma, salutiamo tutti i nostri amici di Io Compro Siciliano Live, anche Giuseppe Trento che ci segue dalla Slovacchia dicendo viva il Made in Sicily. Mi sa che ci dobbiamo salutare così. Mandiamo un abbraccio ad Avola, a Corrado Bellia. Ecco, ci salutiamo, è finito il tempo a nostra disposizione. Un abbraccio. Arrivederci, signor Bellia. Ci salutiamo qui. Eccoci qua. Arrivederci. Chi è interessato può andare su avolaroom.it e può leggere la storia di cui ho parlato poco fa. Questa è la cosa più importante. Grazie ancora e grazie per la sua simpatia e per la sua passione. Questa giornata insieme, appuntamento domani a mezzogiorno con una nuova puntata di Compro Siciliano Live insieme a Cristina Ruffino. Noi ci rivediamo fra un paio di giorni. Un bacione a tutti e buona giornata.